unisce i giovani allo sport e alle grandi aziende perché devono conoscere come nascono i prodotti dello sport, dalle attrezzature all'abbigliamento, e una terra come la nostra ha tutto questo. L'importante è mettere in connessione i giovani con il mondo della produzione e noi abbiamo cercato di fare questo con questo progetto e quindi abbiamo fatto visitare le aziende e c'è tutto un programma proprio di coinvolgimento del mondo della scuola. Una festa, una grande festa, una festa dello sport, una festa per i valori olimpici, una festa dell'olimpismo. L'olimpismo, una filosofia di vita riservata a tutti i cittadini, ma in particolare ai giovani, i nostri giovani, le scuole di questo territorio, del territorio di Treviso, del territorio di Belluno, del territorio della Regione Veneto, il territorio che ospiterà nel 2026 i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, ossia Milano-Cortina. Ecco l'inizio di questa festa. Noi i nostri giochi li abbiamo incominciati, la festa è incominciata, come dice la canzone, ma soprattutto abbiamo fatto un'iniziativa nelle scuole il primo anno, cui hanno risposto in 10.000, 30 scuole, eccetera. Siamo soddisfatti. Stiamo orientando per il prossimo anno la presenza del Presidente Pozza della Camera di Commercio, la presenza dell'assessore Donazan della Regione del Veneto. Abbiamo deciso di andare avanti nei prossimi anni e quest'anno aggiungeremo un contatto, un concetto, un'iniziativa, quella dell'alimentazione. Per alimentazione parliamo anche del vino, sì, parliamo del prosecco nelle scuole, con un momento educativo, formativo di questo che è un patrimonio dell'umanità. Vincere fa sempre bene, però bisogna essere sempre forti, saper rialzarsi anche nel momento della sconfitta. Questo è l'augurio che faccio a tutti i giovani che vogliono provare a vincere nello sport. Si impara dalle sconfitte e poi arriveranno anche le vittorie. L'importante è rialzarsi sempre e crederci sempre.